la raccolta dei rifiuti diventa ancora più semplice. Con una foto o con il codice a barre uno può verificare subito dove conferire un oggetto. Penso alla cosa che è più di uso comune, lo spazzolino da denti, che uno pensa sempre è di plastica. No, non può essere buttato nella plastica, ma va nell'indifferenziato. Ecco, queste sono tutte azioni che attraverso questa nuova app Junker, che riguarda tutti e 57 i comuni serviti da NET, potremo appunto avere a disposizione da questo lunedì. La raccolta differenziata diventa sempre più tecnologica e con il cittadino al centro delle esigenze del processo. Per questo NET si avvarrà di Junker, l'innovativa app italiana per la raccolta differenziata a Udine e negli altri 56 comuni serviti da NET, perfino i piccolissimi Pulfero e Drenchia, magari agevolati dal fatto che l'app presenta 14 lingue, tra cui anche il friulano. Ci allineiamo alle migliori tecnologie esistenti, abbiamo sentito che Junker è una società che opera in tutto il mondo e risolve in tutto il mondo problemi di questo tipo. Abbiamo ascoltato che le statistiche ci dicono che anche le persone avanti di età usano lo smartphone in maniera significativa, si dice che gli ottantenni lo usino all'80%, quindi da un lato un servizio destinato a tutti e dall'altro, diciamoci così, non ci sono più scuse per essere dei buoni cittadini nella consapevolezza che il problema della raccolta e dello smaltimento rifiuti nasce nelle case e dalla consapevolezza dei cittadini che la differenziazione è l'unico modo per fare meno rifiuti. L'obiettivo è quello di agevolare i cittadini nell'accesso all'informazione tramite l'utilizzo di notifiche apposite, ma anche capire come differenziare i rifiuti già in casa, il primo e più importante step della raccolta di rifiuti. Noi cittadini avremo tutta una serie di informazioni che fino adesso non abbiamo avuto e ci semplificherà la vita, perché non dovremo più stampare tanti opuscoli da appendere in giro per casa, tanti memo, oggi devo conferire questo e quant'altro, ma arriverà l'informazione da me. È un po' come il messaggino WhatsApp che mi ricorderà quotidianamente cosa conferire, a che ora conferire. È il sistema che mette al centro il cittadino. Fino a ieri eravamo noi cittadini che dovevamo informarci, adesso l'informazione invece arriva da noi.